Ah, finalmente è arrivato, eh? Ci voleva proprio. Oh, finalmente, scusa veramente che... Guarda, se ti racconto, lascia perdere, guarda, lascia perdere. Che sei un po' copione perché hai messo anche il maglione uguale, veramente. Guarda, lascia stare che mia sorella che deve... Ah, mettiti qualcos'altro, ma mettiti qua, se mi piace questo, cazzo. Cosa vuoi che ti dica? Mi sono messo questo, continuava a insistere, veramente, metti questo, metti questo, metti questo, metti questo, metti questo. Oh! E pago guadazza, sorridu, arrodugo, pitticca sta brantulera. Ma cosa cavolo stai dicendo? Ma cosa vuol dire? È il caso che ve lo spiego, Già. Brantulera e guadazza. O brantulero e guadazzo. Insomma, questa categoria di persone, isprantulerus e squadazzus, o isprantuleras e squadazzas, appartengono alla genia o alla tipologia o alla branca dei insistenti, dei capricciosi e certe volte anche dei rompicoglioni, perché isprantulera e squadazzus sono in tutto il globo terrestre, sono dappertutto, in Sardegna sì, ma dappertutto ci sono i capricciosi e sprantuleros, ovvero quelli che si sciolgono sempre e solo in infinite lamentele o piagnistei o insistenze, che si può anche dire in un'altra parola, insistenza su strolli chimini, cioè ce n'è da parlare, ce n'è veramente da parlare. Quella tipologia di persone che trovano sempre il pelo nell'uovo e vogliono levarla a tutti i costi, e per farlo usano il loro metodo. Ti ammorbano con le loro insistenze fino a che le tuoi attributi sessuali non strusciano a terra, creando un solco lungo la strada, che non c'è nemmeno bisogno di mettere l'aratro per quanto te li fa incascare a terra. E non è facile, non è facile tenere a bada questi personaggi, ma bisogna portare pazienza, ma veramente tanta pazienza, non creare innumerevoli solchi giù per terra. Queste persone sono delle persone che pensano e che vorrebbero, non lo so, è una mia opinione, è l'opinione del suo zio, vorrebbero tutto fatto con lo stampino. Se non è come fanno loro, allora fa schifo tutto. Un po' come la sorella dello zio, è più o meno uguale, No, non è che cambi tanto. Poi con la vecchiazza in arrivo, che peggio! Ognuno ha la propria croce. Bisogna volergli bene, non c'è niente da fare. Ma anche un amico che è prantulero, un guatazzo, una persona, un conoscente che tu conosci, con il quale sei confidenza, che magari ha quel piccolo virgolino che ogni tanto ti fa girare le virgole. Ma tanto. Prantulers e squadazzus
in su mondo ci vunti sempre, ci saranno sempre. Ed è inutile girarci intorno, anche noi. Tutti siamo un po' prantuleros e quadazzusu. Quando alla fine una cosa non ci va bene. Fa parte dell'animo umano. Tutti un po' siamo quadazzusu e prantuleros. In egual misura. Non c'è niente da fare. Oh, guarda che dobbiamo andare, Questi discorsi, ok, va bene, tutto a posto, va bene, queste cose qui, ma dai, muoviti per favore che è tardi, anche perché abbiamo in mezzo... Amiculo! Ok. Con calma, andiamo con calma, ok? Va bene, no, mi calmo, perché l'importante è calmarsi. Non si calma. No. Questo non è essere prantuleri, No. Non è prantuleri.